Sicché tu dici che questa nostra tendenza a rifiutare la realtà è un prodotto della civiltà meccanica. Non del tutto, naturalmente, ma l'uomo è come stanco o intimorito della propria immagine e della rappresentazione di ciò che lo circonda. È in cerca di forme e colori che esprimano sensazioni e idee nella loro immediatezza. Vedi, tu stai improvvisando delle macchie come per un tappeto, senza riferimento alla realtà quotidiana. Ma anche in passato ci sono stati periodi con degli artisti, per così dire, astratti. Paolo Uccello, per esempio. Vedo che si tratta di uno tra i tuoi maestri spirituali. Ma tu immagini questi artisti con la mentalità di oggi, attraverso le tue preferenze. La loro personalità era invece molto diversa. Noi abbiamo scoperto il loro gusto metafisico. Guarda questi elmi, questi cavalieri. Non hanno forse qualcosa di favoloso? E questi disegni geometrici? C'è il desiderio di creare delle forme pure, di esaltare i rapporti matematici, come nell'arte moderna. Non credi invece che questo nostro Paolo di Dono, detto Paolo Uccello, per la passione di dipingere uccelli dai più svariati colori nei suoi dipinti, avesse in fondo un cuore di fanciullo? Guardalo da vecchio nel suo dolce viso, come ci appare in una tavola del Louvre. I suoi occhi sembrano ancora sognare la celebre caccia di notte a Londra. Tutto un mondo favoloso nell'incanto del bosco, solcato da cavalli e agili levrieri. Ma furono le 3 celebri battaglie di Londra, di Parigi e di Firenze a renderlo famoso. Erano in una stanza del Palazzo dei Medici a Firenze, ordinate al pittore dallo stesso Cosimo, padre della patria. Dovevano essere quadri commemorativi della vittoria dei fiorentini contro i senesi, ottenuta presso San Romano nel 1432, quando il celebre condottiero Niccolò da Tolentino li sconfisse. Fu per l'artista un'occasione eccezionale per esprimere la sua passione per i cavalli e gli scorci arditissimi dei corpi. Si scontrano i guerrieri chiusi nelle armature come strani fantocci metallici. Per i campi lontani, dove fuggono agili lepri e levrieri, si inseguono combattenti a piedi, mentre s'alzano le balestre pronte a scattare. La mischia è nella sua fase conclusiva. Senesi e fiorentini si battono come in un torneo. Anche Federico da Montefeltro volle il pittore nell'armonioso palazzo di Urbino. È lì che si ammira la sua predella con il miracolo dell'ostia. In questa originalissima tavola si narra la patetica vicenda della donna che per riavere dall'usuraio una veste data in pegno si procura, rubandola, l'ostia consacrata. Gli armati battono alla porta dell'usuraio che ha messo per scherno l'ostia sul fuoco. Miracolo, l'ostia getta sangue. L'ostia viene riportata solennemente sull'altare in processione. I colpevoli sono condannati al rogo. È la punizione divina. E mentre le fiamme li divorano, attorno al corpo della donna che si è pentita in punto di morte, angeli e diavoli se ne contendono l'anima. Ecco la favola narrata dal vecchio pittore.
Urbino, dove l'artista dipingeva, era a quel tempo un centro di altissima civiltà. Le architetture dipinte da Paolo Uccello ci richiamano infatti quelle mirabili del Palazzo Ducale. Federico da Montefeltro invitava qui artisti e dotti d'ogni parte nelle sale ideate da Laurana, che fece del palazzo un castello incantato. Ma torniamo a Firenze, dolcemente profilata sullo sfondo dei colli. In Santa Maria Novella, il chiostro verde fu dipinto sulle pareti dal nostro Paolo Uccello. Gli abbozzi che erano sotto l'intonaco sono stati rivelati dopo il distacco degli affreschi. Nel forte Belvedere, dal quale si gode la più bella vista della città, dopo i recenti restauri che ci hanno ridato questa gemma dell'architettura medicea, sono collocati nelle ampie sale gli affreschi distaccati dal chiostro. Nelle scene della creazione, i corpi scultorei sembrano anticipare Michelangelo, che li rammenterà infatti nel dipingere la volta della Cappella Sistina. Eppure è sempre presente il gusto favoloso del racconto. Questo piacere di narrare è ben vivo negli episodi del peccato originale. Si riconosce il pittore nei coraggiosi scorci di figure che piombano dall'alto. Strani costumi indossati da una umanità ingenua e primitiva animano le scene delle storie di Noè. Ed ecco, nel grande affresco del diluvio, il pittore impegna tutto se stesso. Come nelle battaglie, l'allucinata prospettiva sembra inghiottire cose e persone. Si scontrano combattenti nudi nell'acqua tra i più singolari oggetti. Tutto è dipinto come in una scatola magica. Ma dalla catastrofe si leva, quasi simbolo del Rinascimento, qualche fiera figura di indomita energia morale. Questa dunque, mio caro, è la vicenda di Paolo di Dono, detto Paolo Uccello. Pittore della realtà trasfigurata, pittore del sogno.